la danza racchiude doti fisiche di forza, potenza e resistenza sotto forma di leggerezza, agilità e grazia. Nella sua espressività carica di sentimento fa entrare in una dimensione spirituale. È un'arte inventata in Italia nell'epoca rinascimentale come intrattenimento per i cortigiani. Ebbe così tanto successo da essere esportata poi nelle corti di tutta Europa dai richiestissimi maestri italiani. Nel 1500 era già tanto diffusa da essere considerata essenziale per la formazione del nobiluomo, insieme con la scherma e l'equitazione. A Parigi la danza trovò grandissimo sostegno in Luigi XIV. Grazie al Re Sole, appassionato danzatore fin dall'età di 13 anni, ebbe i primi riconoscimenti ufficiali e in quel periodo vennero anche codificati i fondamenti del balletto, comprese le 5 posizioni base. Una volta uscita dalle sale da ballo dei palazzi, trasformandosi da passatempo per i nobili a vero e proprio spettacolo da palcoscenico, la danza si identificò anche con rappresentazioni oscene e pornografiche. Alla fine del Settecento la Chiesa condannava a tal punto gli spettacoli teatrali da non concedere né matrimonio né sepoltura religiosi a ballerini ed attori. Nella successiva evoluzione di quest'arte e con l'affermarsi del professionismo verso la fine del Seicento si distinsero le grandi scuole francese, russa, americana e inglese che formarono i più grandi danzatori della storia. Anche l'Italia vanta scuole prestigiosissime, basti ricordare la scuola di ballo della Scala e quelle dell'Opera di Roma e del San Carlo di Napoli. Il settore attualmente è in crisi. Diminuiscono gli allievi che intraprendono lo studio di questa disciplina tanto dura e difficile da portare al successo solo pochi eletti e a costo di enormi sacrifici. Si punta a un rilancio della danza accademica, che parrebbe in qualche modo offuscata dall'immagine patinata dei balletti televisivi che catturerebbero più facilmente l'interesse dei giovani sempre più indifferenti alla cultura e alla storia. Grazie allora per questo servizio a Silvia Pengo. Avete visto la storia un pochino della danza classica. Queste immagini erano immagini in cui avete visto Andrea Francescon ballare. Fra l'altro ballava con Silvia Rossetto, che è padovana, che adesso è prima ballerina in Germania. Vi dicevo infatti che dal Centro Studi di Danza Classica sono usciti molti ballerini che poi hanno preso il volo per altri lidi esteri. Dunque abbiamo detto che quest'oggi si parla di avviamento alle danze, di come si comincia. Come ci si avvicina, Andrea, al mondo della danza? Da piccoli. L'età ideale è verso i 9-10 anni, però si può cominciare anche da più piccoli, verso i 6-7, con un corso propedeutico alla danza. Ecco, e i ragazzini che arrivano da te vengono di loro spontanea volontà o sono mandati dai genitori? Cioè, come si sceglie la danza piuttosto che un'altra disciplina quando si è così piccoli? Sono accompagnati normalmente all'inizio dai genitori, però possono essere così stimolati da altre cose, per esempio vedendo spettacoli in televisione, vedendo spettacoli in teatro, quindi ci sono tante motivazioni che portano un ragazzino e una ragazzina a un corso di danza. Ecco, ma Andrea, magari 10 anni fa si sognava di più di diventare ballerini, la danza classica. Quest'oggi forse sono un po' diversi, cioè hanno il mito, appunto, come diceva anche Silvia nel servizio, della TV e magari vogliono fare più appunto la danza moderna. Come sono i ragazzini che arrivano da te? Sono diversi da quelli di 20 anni fa? Ma non lo so, credo, sì, sicuramente sono diversi perché magari le motivazioni sono diverse. Però normalmente quando una bambina inizia lo studio per esempio della danza classica immagina all'inizio sempre se stessa vestita con il tutù, con le scarpine da punta ai piedi. Sarà comunque compito di un serio insegnante farle capire che il tutù è un costume di spettacolo che verrà indossato più tardi e le scarpe da punta dovranno essere indossate solo più tardi, quando loro avranno cominciato a rinforzare molto le caviglie, a passare attraverso la mezza punta. Ecco, qui vediamo fra l'altro le immagini della tua scuola, quindi parlavamo proprio di punte. Sì, a rinforzare la mezza punta, a piazzare correttamente la schiena. Ecco che se un bambino supera queste prime disillusioni e si appassiona alla danza, inizia una carriera, che poi si diventa ballerino, bene, se no ha studiato comunque in maniera corretta. Ecco, ci sono dei motivi di abbandono, come funziona? Cioè a un certo punto si decide chi può
provare a diventare professionista e chi invece è meglio che rimanga a un livello medio? Come si funziona? O si capisce da soli? Sì, si capisce da soli attraverso le difficoltà delle lezioni, però normalmente è una passione che prende proprio la maniera di esprimersi, la tecnica, il fatto di muoversi con la musica, quindi questo è molto importante prima di pensare al professionismo, prima di pensare a diventare dei ballerini bisogna studiare, lavorare sulla tecnica. Ecco, studiare, quanto bisogna studiare per lavorare, per essere seriamente impegnati e per pensare di poter puntare al professionismo? Dunque, iniziando verso i 10 anni, sono 8 anni di studio della danza, si deve studiare tutti i giorni e lavorare sulla tecnica. La danza classica non è movimento libero, ma è tecnica, lo studio della tecnica di impostazione di un corpo. Solo se c'è questo tipo di impostazione ci si può esprimere poi attraverso la danza.